Devo dire che questa sera, grazie ai ragazzi del comitato che hanno organizzato la festa di San Domenico, è diventato un momento di grande attrazione. Hanno messo insieme il momento religioso col momento ricreativo, col momento conviviale. E stasera si completa in qualche maniera con la notte gialla, dove al centro c'è il limone, quindi hanno organizzato tutto con questo ingrediente principe, dalla salsiccia al dolce, e devo dire che c'è tanta gente, c'è anche la presentazione di un lavoro fatto dalla Cuotulevi, e quindi anche questo è un momento importante, perché lo sportello antiviolenza Diana, che ha sede nel nostro comune, ha lavorato tanto in questi ultimi 8 anni. Oggi stanno facendo un po' il punto di questa attività sul territorio. E dall'altro lato domani continueranno i festeggiamenti, perché è San Domenico, con la messa solenne e la processione, però devo dire, avere pensato di organizzare la festa su più giorni è stata un'ottima idea, e la riuscita è stata soddisfacente, anzi direi più che soddisfacente.